Una cosa intanto sembra certa, il 2012 inizierà all'insegna del sole, salvo poi riservare pioggia e neve nei giorni successivi. Per le previsioni, parola al nostro esperto Alessandro Marcon. Buonasera, stiamo per vivere le ultime ore del nostro 2011, che si presenterà con cielo sereno o poco nuvoloso nell'altopiano di Asiago. Il giorno 1 gennaio 2012, invece, assisteremo ad un aumento termico in tutti i nostri settori, con cielo sereno o poco nuvoloso. Il giorno 2 gennaio, invece, dal primo pomeriggio, assisteremo ad un debole peggioramento che apporterà della pioggia in pianura e nel nostro bassanese. Invece, inizialmente della pioggia nel nostro altopiano di Asiago, che poi potrebbe trasformarsi in una nevicata comunque di pochi centimetri. Invece nelle nostre montagne leggermente più elevate, sopra i 1500 metri, dovremo assistere a solo della neve. Il giorno invece 3 gennaio il tempo ritornerà a essere bello, con un lieve aumento termico nuovamente. Tutto questo potrebbe portare poi ad un successivo peggioramento dopo il 7 di gennaio, ma le previsioni e quindi i modelli matematici non sono ancora concordi per questo cambio netto di circolazione.